La ripresa dopo le vacanze non è facile perché Mattia è ovunque, è in ogni disegno, in ogni aneddoto, in ogni gioco e lascia in noi un grandissimo vuoto. Ma se questo dolore è davvero impossibile da accettare, quello che noi possiamo fare è parlare, testimoniare, per non dimenticarci mai il bambino speciale che era Mattia. Sono giorni difficili, quelli che si vivono nelle aule della primaria di Tavagnacco, dove il ricordo di Mattia, il bimbo di 9 anni morto in Egitto, è ovunque. Le educatrici del tempo integrato della scuola, che lo hanno seguito tutti i pomeriggi sin dalla prima elementare, lo raccontano come un bambino educato, solare e sensibile. Amava il calcio, le costruzioni fantasiose, la gara di barzellette e la lettura, a cui spesso si dedicava dopo i compiti. E l'altra cosa che porterò sempre con me di Mattia era quel suo modo di arrossire. Era molto timido e molto dolce con bambino. Quando tu gli rivolgevi la parola, immediatamente arrossiva e ti sorrideva di un sorriso che gli illuminava gli occhi e il viso. E questa è proprio l'immagine che voglio portare sempre con me di Mattia. Un bambino fantastico. Ricordare Mattia è il modo migliore per sentirlo ancora vicino. Aveva questi occhi sorridenti, nascosti dietro un paio di occhiali blu, che ti facevano veramente stare bene. Noi siamo cresciuti con lui e lui è cresciuto con noi. Ci mancherà tantissimo e in ogni suo gioco, in ogni suo momento lo ricorderemo. Un bacio, piccolo angioletto. Prima di andare a casa, e lui si girava sempre verso di noi, ci salutava con la mano e ci diceva: ciao maestre, ci vediamo domani. E ci mancherà da qui a tutti i domani a venire. Ciao Matti.